Monte Scaglioso, Tezze sul Brenta, dalla Basilicata al Veneto, in nome della solidarietà attraverso l'emozione della musica. Sono arrivati proprio questa mattina i 43 musicisti dell'orchestra di Fiati Rocco D'Ambrosio, gemellati con il gruppo Tedaroto Dolce Consort Ensemble, che mercoledì prossimo si esibiranno al Teatro all'Aperto intitolato a Tito Gobbi, al Castello degli Ezzelini di Bassano, in un concerto di solidarietà a favore della città della speranza. La musica diventa anche un legame, un collante per invitare sempre più persone a fare del bene. Certo, la musica e la cultura in generale riesce ad essere come collante, come diceva lei, per riuscire a dare dei risultati importanti per queste finalità benefiche e perché ha quel valore importante legato alla tradizione e alla storia ed è legato alle persone più deboli. Vanno a Bassano suonano per i bambini ammalati e spero che ci sia parecchia gente che va a sentire e anche a donare qualcosa per questo scopo. Questa sera è in centro a Tezze un'anticipazione di quello che sarà il grande appuntamento nell'ambito di Opera Estate Festival Veneto, che si avvale dell'organizzazione di Mara Fiorese. Quello molto molto importante, che è l'8 di agosto, appunto, in una location bellissima come quella di Bassano del Grappa, che sarà per la città della speranza. La fondazione, ricordiamo, si occupa di cura e ricerca di oncoematologie infantili, che negli anni, proprio grazie al contributo dei privati, ha raggiunto risultati importantissimi. Grazie a tanta gente che ci sta aiutando, che si mette ad investire tempo e qualcosa anche in denaro, ci permette a studiare, andare avanti con lo studio per questi tumori dell'oncologia dei bambini. Sono stati veramente fatti passi da gigante. Voglio pensarsi che 10 anni fa morivano 8 bambini su 10, adesso sono 2 su 10. Puntiamo, grazie a voi, grazie a noi, grazie a tutti, a arrivare al 100%, è un obiettivo nostro e di tutti.